Una borsa di studio intitolata al dottor Simone Cimino, prematuramente scomparso all'età di 59 anni, è stata consegnata a un alunno del liceo Leonardo di Agrigento, Samuele Simone, della classe quinta C. La cerimonia si è svolta presso l'ufficio di presidenza del liceo Leonardo, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, con la presenza anche dei genitori dell'alunno e del consiglio di classe, in videoconferenza anche lo stesso destinatario che in atto studia presso la Bocconi di Milano. La borsa di studio in memoria di Simone Cimino è stata istituita per sua volontà da un gruppo di collaboratori e amici dello stesso scomparso prematuramente per via di una grave malattia e in sua memoria viene così istituita a favore di studenti meritevoli che intendono intraprendere studi economici aziendali presso le università italiane ed estere che si sono distinti nel precedente anno scolastico che hanno frequentato ovviamente il liceo Leonardo. Oggi abbiamo consegnato ai genitori di Samuele Simone, un alunno che si è diplomato quest'anno con il massimo dei voti e la lode, la prima borsa di studio istituita in memoria del dottor Simone Cimino. Il dottor Simone Cimino è stato un alunno del liceo Leonardo, un brillante alunno del liceo Leonardo che ha seguito gli studi di carattere economico aziendale e che diciamo, è stato un manager affermato che nella sua vita ha promosso e valorizzato i giovani talenti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Per questo alcuni di loro, unitamente ai familiari e ad amici personali del dottore Cimino, hanno voluto promuovere questa prima borsa di studio da destinare a un alunno del liceo Leonardo e di questo siamo estremamente onorati. La borsa di studio è dell'importo di 10.000 euro ed è stata assegnata tenendo conto di una serie di requisiti che vanno naturalmente dalla condizione economica al profitto, all'indirizzo di studi seguito dal ragazzo. Infatti il nostro alunno si è iscritto in una delle più prestigiose università italiane a indirizzo economico aziendale. Ma anche sulla personalità dell'alunno. Quindi questa sera siamo particolarmente orgogliosi di consegnare questo mandato di 10.000 euro alla famiglia di Samuele, che già si trova a Milano, ovviamente con l'auspicio di poterlo incontrare nei mesi prossimi per festeggiare un po' tutti insieme. Dunque, borsa di studio dottor Simone Cimino, conferita a Samuele Simone, classe quinta C, per l'eccellenza conseguita nel profitto, per la spiccata sensibilità critica mostrata verso le tematiche attinenti allo scenario economico internazionale, per la padronanza dei mezzi espressivi e la predisposizione verso le lingue rivelata anche nella partecipazione al programma di mobilità transnazionale, per l'intelligenza educata a cogliere gli aspetti peculiari delle problematiche studiate e a porle in relazione con le situazioni congiunturali attuali. Ho pensato a questa borsa di studio che per noi, a parte un sollievo economico importante, siamo stati investiti da un nobile valore e noi lo stiamo vivendo, che è diverso dal sentire che esistono queste cose. Noi lo viviamo e mi auguro che mio figlio possa interiorizzarlo e, come diceva la dottoressa, che possa restituirlo, perché avete fatto un dono, ma non solo a una sola persona, penso che sia un dono all'umanità. La famiglia Cimino e il dottor Cimino, anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo, perché sicuramente, come avete già detto voi, è stato un grand'uomo e spero di poter continuare questo percorso che lui purtroppo ha dovuto lasciare. Inoltre mi fa davvero piacere ringraziare la scuola che mi ha dato l'opportunità di crescere